Ben ritrovati dalla redazione. È importante che la giornata del 25 aprile sia vissuta come una festa per tutti. Le polemiche che si susseguono ogni anno in occasione della ricorrenza dovrebbero rimanere distanti dalla realtà dei fatti. Alcuni episodi verificatisi sul territorio nazionale, culminati con la contestazione della Brigata Ebraica, sono manifestazioni antisemite vergognose che contraddicono il significato della liberazione e alimentano il sentimento che portò alla persecuzione del popolo ebraico. L'ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia per il 79° anniversario della liberazione dal nazifascismo, svoltasi ieri mattina nella risiera di San Sabba a Trieste. Fedriga ha definito inaccettabili alcuni contenuti del messaggio della rappresentante dell'ANPI Padova, Floriana Rizzetto, intervenuta durante la celebrazione in risiera, parole che il governatore sminuiscono il tema delle foibe e si rivelano umilianti nei confronti delle sofferenze patite da un'intera comunità. Anche le complesse vicende del confine orientale continuano ad essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato, aveva commentato Rizzetto. Monfalcone, quadruplicati gli investimenti sul potenziamento di Porto Rosega, che si appresta a vedere anche lo start sulla riqualificazione dei piazzali per oltre 1 milione di euro, intervento atteso da anni per i riverberi che un manto logoro ha sulla salute degli addetti, particolarmente le loro schiene, incaricati dalla movimentazione con carrelli e altri mezzi. Il rendiconto dell'esercizio 2023 dell'autorità di sistema portuale evidenzia per lo scalo marittimo monfalconese un rilevante incremento delle uscite in conto capitale, 9,125 milioni di euro contro i 2,175 del 2022, riconducibile essenzialmente agli investimenti paralleli ai processi di sviluppo e miglioramento qualitativo delle infrastrutture, con cantieri avviati a cavallo tra il 2023 e 2024. Cronaca grave: un camionista ucraino del 1971 coinvolto in un incidente autonomo, si ipotizza per un malore presso l'autoporto di Fernetti. Giunto sui posti sanitari del 118 hanno intubato l'uomo e lo hanno condotto a Catinara in codice rosso in condizioni critiche. Sport, calcio, la Roma si aggiudica la partita con l'Udinese interrotta lo scorso 14 aprile per il malore handicap. Finisce 2-1 con la rete di Cristante a decidere la mini gara disputata al Friuli. Appena 18 minuti, 72 minuti giocati prima della sospensione, avevano visto le due squadre sull'1-1. Nei minuti di recupero è arrivato il gol di Cristante sugli sviluppi di un angolo. 3 punti d'oro nella corsa al quarto posto per la Roma, esordio amaro in panchina per Fabio Cannavaro, chiamato a rianimare l'Udinese. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità sulle prealpi e in Carnia, dove sarà più probabile qualche precipitazione, forse anche qualche rovescio, possibili comunque localmente anche sulle zone pianeggianti. Quota neve a 1300 metri circa. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 2 e 5 gradi, le massime fra 16 e 18, sulla costa minime fra 6 e 9, le massime fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.